Salve a tutti, sono Gianni Gadau, sono qui quest'oggi in un laboratorio di liutteria che si trova in Sardegna. Questo laboratorio si trova per esattezza nella città di Sassari e questo laboratorio di liutteria si chiama l'Alchimede, che è gestito da questo giovane ragazzo che si chiama Stefano Mura. Benissimo, per fare questo test stiamo utilizzando dei prodotti Made in Italy, amplificatore Mark Bass Combo e dei cavi della Frog, sempre Made in Italy, un jack della Frog e poi anche un'alimentazione, sempre della Frog. Lo strumento che ho imbracciato ricorda abbastanza il Fender Jazz, però non è veramente un Fender Jazz in tutto e per tutto. Innanzitutto la costruzione è un neck true body. Il manico è formato da 5 estratti che sarebbero acero, mogano, acero, mogano, acero. Le ali in ontano, poi abbiamo delle meccaniche della Gotto, poi abbiamo un ponte dell'ABM, una tastiera in palissandro e poi abbiamo 2 pick-up amp cancelling della Bartolini con un circuito passivo, quindi volume, volume e tono, però come vedete qua c'è un altro potenziometro che è una sorta di volume generale, in modo che se comunque noi misceliamo i 2 pick-up e non li vogliamo toccare per intaccare il nostro suono, andiamo a chiudere direttamente il volume generale. Bene, questo strumento è uno strumento costruito a mano dal liutaio Mura. Ricordatevi laboratorio l'Alchimede a Sassari. Questo basso è un basso come colore, un colore caramel burst. Tra l'altro una cosa molto carina e simpatica che si utilizza molto negli strumenti acustici è il top particolare in Sitka, che comunque fa sì che la verniciatura, in questo caso un caramel burst, risulti molto ma molto bella, proprio sia al tatto che comunque anche alla vista. Quindi comunque stiamo parlando di uno strumento che è anche abbastanza elegante quanto semplice. Il capotasto fatto sempre dal liutaio in osso. Bene, ora direi di farvi ascoltare questo bellissimo strumento e vediamo un po' come suona. Ricordiamoci che è uno strumento semplicissimo, quindi abbiamo un circuito passivo e 2 pick-up tipo jazz. L'amplificatore è rigorosamente in flat con una punta del filtro VPF leggermente tagliata. Ok, alziamo il master volume, ricordiamo volume manico, volume ponte, tono e volume generale. Benissimo, sentiamo come suona. Tutte e 2 pick-up. Vediamo un po' spostando la mano come reagisce lo strumento, sempre tutti e 2 pick-up con i toni appena. La risposta dinamica dello strumento c'è. Ora ascoltiamo dei groove semplici, sempre utilizzando la dinamica e aprendo e chiudendo i pick-up e anche il tono. Ora chiudo leggermente il pick-up al manico. Ora invece chiudo leggermente il pick-up al ponte.
proverò un suono, sempre con il pick up al manico, con i toni quasi del tutto chiusi. Con tutti e due i pick up. Con il pick up al ponte. Benissimo, lo strumento come vedete risponde abbastanza bene sia al tocco che comunque anche in risposta miscelando il pick up, quindi abbiamo uno strumento abbastanza semplice ed efficace. Benissimo, adesso proviamo a utilizzare solo il pick up al manico proprio da solo con tutti i toni chiusi. Vedete anche sul Si basso risponde bene, tra l'altro, ripeto, pick up al manico e tono chiuso. Adesso invece facciamo il contrario, tutto il pick up al ponte e tono chiuso. Benissimo, ora proviamo a miscelare un attimino i pick up, quindi chiudo leggermente quella al manico e apro il ponte e chiudo anche un po' il tono a metà. Vediamo un po' se abbiamo il suono, scusate, Jaco Style. Beh, direi proprio risolto. Alla prossima, sempre con Gianni Gadau e anche con la liuteria Mura per i prossimi video. Ciao a tutti!